Mi sinta case. Questo pensava Elio Bartolini quando tornava in Friuli. Lui che aveva vissuto a Milano, aveva vissuto a Roma, aveva vissuto a Vignesie, ma quando tornava in Friuli e passava sottilimente, pensava così. Intellettuale fin, con una profondità rare di pensiero, analisi e capacità creative, Elio Bartolini aveva un leam profondo, ancestrale col Friuli. E al Friuli l'ha dedicato anche di scritture, di studi, perché è stato anche un scrittore un lavoro impegnato a capire la storia del Friuli, a partire di Aquileia, di Roma, per arrivare fino ai Barbaros, no? Ha scritto una grande opera sui Barbaros, e per arrivare al Didiuè. Bartolini era un vero intellettuale impegnato, si diceva una volta. E al Didiuè aveva grande bisogno di uomini e femmine di culture che si imboin di capire la storia, il momento storico che sin da ora vivi, per darci un eclave di letture, per darci la possibilità di capire ciò che da ora succede. Nasciuto 100 anni in daur, anche un altro grande intellettuale furlan, anche lui vivuta di lungo fur de patrie, ma perdute la vita leata che stetiere, Elio Bartolini ha condividuto con Pierpaolo Pasolini una capacità di espressione ad ut chiamp. All'està di fat poete, narrator, saggista e autor di storie spalcine. Nasciuto in tal 1922 a Conean, si era trasferito di picciul lì de none de bande de mari, a Codroip. Dopo dai studi al seminario di Chistilir e al Stellini di Udin, la scelta ideologica che, una volta laureata a Padue, lo ha sburtata a diventare partesan. La cartera, invece del solo edificio che lui si aspettava, era un complesso. La casa colonica sul fondo, a sinistra un fabbricato con i muri maestri interrotti all'altezza del primo piano, a destra lo stesso tipo di costruzione ma portato a termine alla meglio e coperto con travi e fascine. Tutto disposto. Il Ghebo di Elio Bartolini è stato scritto al 46-47 ma viene pubblicato dagli anni 70 a Udin. È un romanzo su un gruppo di partisani che hanno la base proprio là che si incumò, alla cartera. Ben stai a 1 chilometro da Villa Manin. Il romanzo che aveva di venire fuori dal 46-47 veniva fuori dagli anni 70. Il protagonista è un giovane intellettuale che faceva de bande di questo gruppo di partisani che erano individuati tra il gruppo comunista e il gruppo cattolico. E il sforzo del giovane comandante era proprio quello di mettere donge le due anime della resistenza. E sarà sempre anche la storia di Elio, di essere un eretico, sia verso l'Eglise cattolica, sia verso l'Eglise comunista. Ai fin dagli anni 70, Bartolini ha pubblicato le sue prime poesie in lingue furlane. In tagli anni ha scritto versi intimistici, narrativi, impegnati e di proteste per sparizione dal Friuli de sue infanzie e memorie, mettus ad in diversi racqueltis. Passarian, i tiei pipinos, che musis tunzir di ciavei, petenas in talapiere, che il muscio sull'avris, su voi, masse stuf di sorelli, che il mostrà cula man, cul ciaf, cul det, li barchesis, la pescere, pincà, pimbande d'ulà. Ecco, vi sentite che anche Elio Bartolini, dopo dal Taramot, ha scoperto la lingua furlane come lingua di espressione artistica. E par furlan ha voltato con Paolo Pattui i dialix per versioni televisive da La Pimpa e di Lupo Alberto, diventato Bertolov, poi dopleati e mandati in onde de Rai regional dal Friuli Venezia Giulie. Bartolini ha lavorato con Pattui anche per il Grand Fresco Popolare che è stato Bigattis, storia di donne friulane in Finlandia. La storia di Bigattis era una storia che era tutte dentro alle memorie, al cuore di Elio, perché
somari, Olgebau, era stato una filandine, e fin di frutti aveva contato. C'è che si lavorava dentro agli sfilandis, c'è che si faceva, c'è che si piantava, c'è che si diceva la storia che passava dentro in che sfilandis. E egli proprio aveva la voglia di contare, di tornare a far vivi che storie. E anche mi ha domandato se lo aiutavi in questo lavoro, chiaramente per me è stato un onore straordinario. E la storia è proprio venuta fuori spontaneamente e la roba più bella che non avevo mai pensato o scunin fa un test per Furlan. Il Furlan è venuto fuori di Bessol con naturalezza perché dome che lenghe arrivava a contare che storie, a disegnare che femmine che hanno rappresentato veramente un tocco di Friuli che non si può dismentare. Bartolini ha contato il Friul con tune voglade ironiche, cence retoriche. E si indonge passarian, tal cur dal Friul di Mieci, il paesaggio furlan che Bartolini aveva tal soccorso. E si indonge un esempio di riordino fondiario, di monocultura del mais. Lui all'era profondamente contrario a questa trasformazione radicale e quasi industriale dal paesaggio furlan, perché per lui il paesaggio era l'anime dall'identità furlane. Con Elio Bartolini, Umberto Alberini ha condividuto 30 anni di amicizie e impegni. Il primo ricordo personale è quel libro qui, Raccontare Udine, il libro ufficiale dal Comune di Udine sul millenari. Ossia dal 1983, io ero laureato di poco, lavoravi alla redazione di enciclopedie monografiche e Bartolini è venuto in redazione a portare i bozzi del suo contributo a questo volume e dopo ha avuto il gran piacere anche di corresi i bozzi e di impaginarli, dunque che libri che mi favele di Elio. E pensando agli ultimi science mi viene tal ciaff soprattutto quando magari la domenica dopo di mezzogiorno si lava a Ciatallo, io e le femmine a Santa Marizia, si favelava davanti al fogolare, magari arrivava Sergio Maldini o all'era anche Aldo Colonnello. Così si passava dalle ore in compagnia discutendo di tanti robi insieme. A Sante Marizze, look letterari par passe 30 anni, Elio Bartolini è morto dal 2006. La sua chiesa, il Palassat, è al centro di un ambizioso progetto di restauro inviato dal suo attuale proprietario, Massimo Tammaro, ex comandante des Frecis Tricolors. Elio, come Pasolini, aveva intuito che il Friuli aveva un tocco di chiare durante il rapporto di civiltà con la natura, aveva anche un rapporto spontaneo, alternativo. Pasolini viveva queste situazioni con un dramma, Elio con le sue ironie. Ma se si legge le soparis di Elio, si torna a capire che il Friuli è anche un puesto dove l'umanità arriva a resistere e a contrapporsi a un progresso disumano.